Buongiorno, mi chiamo Anna Laura Eusebi, sono docente dell'Università Politecnica delle Marche e insegno ingegneria sanitaria ambientale. Mi occupo fondamentalmente di depurazione delle acque e sono molto inserita all'interno delle tematiche relative al servizio idrico integrato. Il mio gruppo di ricerca, il WILAB, da tempo è rivolto a tutte le attività di innovazione, di supporto ai territori e alle aziende proprio connesse con questi ambiti di attività di ricerca e di sviluppo. Mi trovo oggi qui in questo bellissimo contesto, in questa importante giornata. La giornata dell'acqua oggi è dedicata appunto all'acqua per la pace, proprio per dare il mio contributo in quella che è la correlazione tra l'aspetto acqua, l'aspetto energia e l'aspetto cambiamento climatico, inteso come impronta di carbonio del settore idrico nel contesto territoriale e nel contesto delle diverse società di servizio. In questo senso, per migliorare la propria impronta di carbonio, la propria impronta energetica, il primo passaggio è quello di conoscere, è quello di misurare e quindi le nuove normative ci danno l'input per monitorare sia i consumi energetici dei diversi settori, acquedotto, fognatura e depurazione, ma anche di andare a monitorare i gas climalteranti eventualmente emessi all'interno delle diverse settori di unità territoriali. Partendo da questa idea è estremamente importante e finalizzante tutto l'aspetto della pianificazione delle mitigazioni perché solo appunto individuando quelli che sono i driver principali, non solo appunto quelli energetici ma anche connessi con l'uso di risorse, si può andare a definire le priorità degli eventuali interventi. In questo senso, oltre alla quantificazione dell'impatto dell'impronta di carbonio in fase di esercizio, è sempre più importante conoscere anche nella realizzazione dei nuovi interventi l'impatto dei diversi materiali o delle diverse scelte ingegneristiche o infrastrutturali che si fanno e come possono andare a determinare appunto cambiamento climatico legata proprio all'ideazione specifica dell'opera. Questa connessione tra realizzazione ed esercizio nel tempo di vita dell'opera stessa mi dà poi un'idea di quello che è il tempo di rientro del cambiamento climatico e quindi dell'indicatore di impatto all'interno appunto dell'evoluzione temporale che ogni opera antropica ha contestualizzata nel sistema ambientale. Come ultimo elemento sicuramente è sempre più importante connettere l'aspetto di resilienza, quindi di analisi di rischio, l'analisi di vulnerabilità che le diverse infrastrutture hanno con appunto la variazione degli scenari climatici di contesto e applicando quindi approcci metodologici già noti e conosciuti di analisi di rischio ma a scenari climatici di variazione si riuscirà meglio ad integrare le varie connessioni appunto di cambiamento climatico con quelle che sono le scelte infrastrutturali fatte all'interno dei diversi servizi idrici. Le mitigazioni possono passare tramite appunto l'individuazione di quali sono le categorie prioritarie su cui andare ad agire, ma ancor di più sulle idee di recupero, di riuso e di circolarità nelle diverse soluzioni ingegneristiche sempre più sostenibili che si hanno nel contesto del servizio idrico stesso.